Un accordo storico per la valorizzazione della razza bovina sardo-bruna è stato siglato a Nuoro. 80 allevatori, insieme a Coldiretti, Formacarni e all'Associazione regionale allevatori, hanno unito le forze per creare una filiera dedicata a questa pregiata razza bovina e tutelare i sardi dalla carne spazzatura. L'obiettivo è chiaro: proteggere e promuovere la sardo-bruna, una razza dalle caratteristiche genetiche uniche, e ottenere il prestigioso riconoscimento IGP. Siamo di fronte a una svolta epocale per il comparto del bovino da carne in Sardegna. Infatti si pone al centro dello sviluppo commerciale il bovino di razza sardo-bruna, che è la razza sarda autoctona più importante in termini numerici. Allora, gli obiettivi nel breve termine sono principalmente due. Il primo è di arrivare alla commercializzazione di queste carni entro l'anno. Il secondo è quello di avviare quanto prima possibile l'iter per la certificazione IGP di questo prodotto. In un momento in cui ci stiamo affacciando, purtroppo l'Unione Europea si affaccia ad approvare l'accordo Mercosur, che consentirà l'arrivo di migliaia di tonnellate, se non milioni di tonnellate di carni dal Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina a dazio zero, e con delle condizioni però che ricordiamo di pari situazione dal punto di vista commerciale alle carni prodotte in Italia. L'arrivo di una filiera come questa dà la possibilità, in questo caso ai sardi, ma all'Italia, anche di dare una spallata rispetto a ciò che comporta l'arrivo di queste carni in Italia dall'estero, perché i controlli, le misure sanitarie, la mangimistica, tutto ciò che è l'alimentazione degli animali che hanno in quei paesi non è certamente quella che hanno gli allevamenti italiani. Per cui l'accordo è importante perché dà una possibilità ai cittadini sardi, ai cittadini italiani, di lavorare sulla qualità e sulla salubrità delle carni,